3 pazienti Novax oggi nei nostri ambulatori monoclonali a Cittadella, 3 storie particolari, unico denominatore il pentimento espresso in maniera appena percettibile, sussurrato per il timore di essere giudicati. Le parole sono quelle di Maria Rita Marchi, pneumologa dell'USL 6, medico in prima linea nella lotta contro il Covid, ma a sua volta paziente. La dottoressa durante la prima ondata rimase contagiata e sconfisse il Covid dopo essere passata anche dalla terapia semi-intensiva. La dottoressa oggi con un post Facebook ha raccontato l'incontro con 3 pazienti Novax, specificando: il timore di essere giudicati è infondato perché noi sanitari continueremo ad accogliere pentiti ed irreducibili, perché in fondo quando sono da soli con le loro paure, senza la pseudoforza degli slogan urlati da cortei kafkiani, allora ammettono la loro leggerezza, l'errore di aver sottovalutato il nemico. Il nemico è il Covid, spiega ancora la dottoressa, non noi medici. Non è mai troppo tardi per capire, conclude la pneumologa dell'USL 6 finendo di raccontare il suo incontro con i 3 Novax. Non è mai troppo tardi anche per i loro parenti e amici che potranno capire e vaccinarsi.